Ciao a tutti, benvenuti su Matto Scacco. Oggi parliamo di un argomento importantissimo che è il valore dei pezzi. Sicuramente ne avrai già sentito parlare, ma sono sicuro che oggi sentirai alcune cose nuove, totalmente sconosciute. Allora, andiamo subito alla prima slide. Allora, fondamentale per pianificare strategie capire quale pezzo vale più degli altri, cioè conviene a me scambiare un cavallo per un alfiere? Scambiare due torri per una donna mi conviene? Scambiare due pedoni per un pezzo leggero? Ti ricordo che i pezzi leggeri sono alfiere e cavallo, conviene? Quindi se io non so quale pezzo è di maggior valore, assolutamente non posso fare strategie. È come se io fossi un negoziante e non so se è più conveniente per me aprire un negozio in centro a Milano piuttosto che in periferia. Chiaro, devo mettere sul piatto vari elementi, quanto costa il costo dell'affitto, ma allo stesso tempo quant'è il passaggio di quelle persone sulla via principale piuttosto che sulla via un po' in periferia. Insomma, ci sono delle cose dei dati di cui io ho bisogno per valutare e mettere in piedi una strategia. Prima cosa, che cosa significa scambiare? Scambiare vuol dire fare una serie di cambi, ovvero sacrificare, dare, no, sacrificare non è corretto come termine, dare proprio in cambio al mio avversario un pezzo a posto del suo. È come se fossimo in un mercato, io ti do un cavallo e tu mi dai un alfiere. Funziona un po' allo stesso modo. In questo diagramma il tratto spetta al bianco, il bianco può tranquillamente con la donna, con la regina, catturare la torre che sta in D8, il nero a sua volta ricattura con la torre e alla fine noi ricatturiamo ancora con la torre. Con un po' di immaginazione potrei facilmente capire che il bianco a questo punto ha perso la donna, ma allo stesso tempo ha guadagnato le due torri del nero e dobbiamo chiederci, ma il cambio che abbiamo fatto, dato che è stato appunto pianificato e poi effettuato, ha portato a noi una posizione favorevole o sfavorevole? Perché chiaramente ai fini poi di vincere la partita dobbiamo sempre cercare dei cambi che ci portano sempre in un minimo di vantaggio. Allora, alla domanda classica vale più un alfiere di un cavallo, se ne sono dette di ogni. Ti dico subito che non è possibile dare una risposta universale, ci sono state nel corso degli anni, e lo vedremo fra poco, delle valutazioni differenti per quanto riguarda il cavallo e l'alfiere, ma insomma non si può dare una risposta oggettiva. E quindi, come ti dicevo, nel corso degli anni hanno creato diverse tabelle di valore. Allora, partiamo subito con la tabella, diciamo, che è più comunemente utilizzata dai giocatori di scacchi, dove il pedoncino vale un punto, alla torre sono stati assegnati 5 punti, alfiere e cavallo valgono uguali 3 punti e la donna 9 punti. Chiaramente il re è escluso da questa valutazione perché se non c'è lui la partita non si gioca. Ecco, questa è la più utilizzata perché, a mio parere, perché si tratta di cifre tonde, non ci sono numeri decimali, non ci sono numeri con la virgola, quindi è molto facile fare dei calcoli, perché vediamo fra qualche slide che ci sono invece non so, un cavallo che vale 3,05, una torre che vale 5,86, cioè in quel caso dovresti fare i conti con la calcolatrice e non mi sembra assolutamente il caso. Ecco, questa è la tabella, diciamo, più utilizzata. Talvolta in questa tabella vediamo la donna che vale 10 punti. Voglio comunque dire che si tratta sempre di valutazioni relative e dopo andiamo a capire bene di cosa si tratta. Andiamo più avanti. E praticamente all'inizio del XIX secolo l'inglese Peter Pratt ha calcolato il valore dei pezzi in questo modo. Il pedone è rimasto invariato. Come puoi vedere invece cavallo e alfiere hanno valori diversi dove l'alfiere vale un attimino di più. Infatti non di rado puoi trovare partite in cui un giocatore non vede l'ora di scambiare un proprio cavallo per catturare un alfiere avversario. La torre vale non più 5 ma 5,5 e la donna in questo caso vale 10. Quindi due torri valgono leggermente di più della donna, perché 5,5, 5,5 arriviamo a 11. Quindi secondo questa tabella subito bisogna scambiare due torri per una donna, ma anche nella tabella attuale dove le torri valgono 5 e la donna vale 9.
Andiamo ancora avanti e per esempio nel 1843 Paul Biguer, un teorico tedesco, propose questa tabella dei valori, dove il pedone vale 1,5, cavallo e alfiere sono 5,3 entrambi, la torre 8,6 e la donna 15,5. Come ti dicevo prima, è un po' molto, non si dice, ma è molto macchinosa come cosa, eh? Cioè andare a fare tutti questi calcoli diventa veramente difficile. Andiamo avanti che arriviamo alla valutazione del campione del mondo, no, del mondo no, ma del grande campione, Staunton, nel 1847 da questi seguenti valori. Il pedone 1, cavallo 3,05, l'alfiere 3,50, torre 5,48, donna 9,94, quasi 10 punti, ma non 10 punti totali. Qui stiamo parlando di un grandissimo giocatore, grazie a lui oggi ci sono anche dei set di scacchi, dei pezzi scacchi che portano proprio il suo nome, che tra l'altro sono i miei preferiti. Andiamo avanti ancora e arriviamo al dizionario sovietico di scacchi, è stato pubblicato nel 1964 da questa tabella che è molto simile a quella dei giorni d'oggi. Pedone 1, cavallo e alfiere valgono uguali a 3 punti, la torre 5 e la donna 9 o 10. Perché ha due valori la donna? Perché la donna può valere, secondo questo dizionario, due torri, quindi 5 più 5 è 10, oppure tre pezzi leggeri, quindi tre alfieri, sì, non è possibile tre alfieri, tre alfieri e un cavallo, due cavalli e un alfiere, e quindi si arriva a 9. Infine, non è ancora finita, ce ne sono state molte altre di valutazioni, queste diciamo sono le principali. C'è stata una valutazione basata sul numero di case che controllano ogni pezzo. Da qui si vede un divario enorme tra il cavallo e l'alfiere. Quindi cavallo 336, alfiere 560, torre 896 e donna 1456. E qui diventa insomma un po', un po' un gioco da matematici. Ma andiamo avanti, come ti dicevo, il valore dei pezzi non è sempre assoluto, non è vero che se due torri sono più forti di una donna di dover fare sempre quel cambio, talvolta le posizioni sono messe in modo diverso. Come hai visto, il pezzo diciamo minore in tutto ciò è sempre il pedone, a cui veniva dato 1, a volte veniva dato 1,5, ma comunque è il pezzo più debole dell'intero schieramento. In questo diagramma il pedone avanzato del bianco che si trova in A6 è praticamente prossimo alla promozione e tu sai che quando un pedone arriva dall'altro lato della scacchiera può diventare un qualsiasi pezzo, tranne chiaramente il re e il pedone stesso. Quindi può diventare una regina, potenzialmente può valere attorno ai 9-10 punti, quindi quel pedone in quella posizione, in quella casa e con questi pezzi sulla scacchiera ha un valore altissimo e sicuramente non vale 1. Un altro esempio di valore relativo è in una posizione molto chiusa come questa, i cavalli hanno una potenza enorme. Guarda un attimino il cavallo in F3 del bianco, che è quello che è essenzialmente posizionato davanti al proprio re. Qui il cavallo può andare tranquillamente in G5 e poi entrare in E6 dove farebbe un attacco doppio alla donna in C7 e alla torre in F8. Chiaramente il nero può correre ai ripari a questo doppio, però le entrate del cavallo qui sono micidiali. Anche l'altro cavallo può fare entrate insidiose tramite la casa B5, mentre gli alfieri che in alcuni di queste tabelle venivano calcolati come pezzi di maggior valore rispetto ai cavalli sono un po' tutti chiusi. Sto parlando sia degli alfieri del nero che degli alfieri del bianco, non hanno sono un po' tappati, non hanno vie di fuga. Quindi in questi casi sicuramente in queste zone, in queste situazioni di traffico i cavalli sono molto molto più forti degli alfieri. Andiamo in quest'altra situazione e vediamo che la donna del bianco è essenzialmente intrappolata fra i propri pezzi. Non può muoversi, se si deve muovere deve fare un sacco di manovre, deve andare prima per esempio in F1 per poi andare dove in G2 non si può andare, in H3 non si può andare, la casa D2 è controllata dal cavallo,
non si capisce questa donna come può muoversi, bisognerebbe prima spostare qualche pedone e insomma è una situazione difficile. Quindi questa donna che normalmente varrebbe, abbiamo detto, sui 9-10 punti, quindi vale molto di meno, anche perché i pezzi del nero sono coordinati molto bene. Ci sono delle torri raddoppiate che possono fare un attacco molto forte su G1, c'è il cavallo che è messo in una posizione tattica, quindi bisogna fare molta attenzione a dare a ogni pezzo il giusto valore. E infine voglio parlarti insomma ci sono due errorini classici che bisogna assolutamente evitare. Il primo è di affezionarsi troppo ad un pezzo. Questo capita spesso ai principianti che si affezionano a un pezzo che possa essere l'alfiere piuttosto che la torre e lo considerano di maggiore valore perché è il loro pezzo preferito e può succedere nelle partite fra amatori che hanno appena imparato le regole del gioco che uno si affeziona troppo all'alfiere, muove sempre quello e tramite degli errori del proprio avversario riesce a mangiare pian pianino tutti i pezzi dell'avversario tramite quel pezzo. Ma già se saliamo di livello e andiamo a giocare contro giocatori che hanno esperienza di 1 anno, 2 anni di gioco, già questo tipo di ragionamento non si può fare più. Quindi ogni pezzo ha il suo valore in base alla posizione, non in base a quanto noi siamo affezionati a quel pezzo. Molto importante questo discorso. E altro errore è quello di dare spesso la stessa importanza ai 2 alfieri e ai 2 cavalli. Quando noi iniziamo una partita di scacchi, così come il nostro avversario, abbiamo 2 alfieri e 2 cavalli. E è vero che sono uguali, però per esempio i 2 alfieri uno nasce su case chiare, uno nasce su case scure e i cavalli dipende poi dalla posizione che vanno a assumere all'interno della partita. Se guardiamo un attimino questo schema con questa struttura pedonale si capisce subito che l'alfiere che è posizionato sulle case scure ha una bella via di uscita, un bel campo d'azione, può mettersi tranquillamente in C5, in D6, in E7, in B4, eccetera, eccetera. Mentre l'alfiere Campochiaro sembra attualmente, poi chiaramente mancano tutti i pezzi del bianco, eccetera, eccetera, ma così, proprio vedendolo così, sembra un po' bloccato. Certo, può fare manovre complicate come alfiere D7, poi andare altrove, oppure se ci sarà la possibilità di spingere il pedone da E6 e 5, però così, guardando in questa posizione, l'alfiere Camposcuro chiaramente ha un maggior valore rispetto a quello Campochiaro. Oppure guardiamo quest'altra situazione, beh, adesso è scacco, chiaramente il bianco deve catturare il pedone in F2, ma andando appunto a vedere questa situazione si capisce chiaramente che i pedoni avanzati del bianco collaborano con l'alfiere in C3 a mantenere la diagonale importantissima, la diagonale A1-H8, è fortemente controllata dai pedoni. In più, l'alfiere del bianco è dello stesso colore dei pedoni avanzati, quindi può difenderli tranquillamente e il re per uscire da quell'angolino, il re nero, dovrà fare una serie di manovre interessanti, mentre il nostro re bianco, una volta che abbiamo catturato il pedone del nero in F2, abbiamo praticamente via libera per andare a sostenere i nostri pedoni e sostenere l'attacco. Bene, io spero che il video ti sia piaciuto. Per ulteriori contenuti di questo tipo ti invito ad entrare nella Matto Scacco Academy, che è un'accademia dove ci sono studenti che tutti i giorni studiano gli scacchi per migliorare, che fanno domande, che ci chiedono di vedere le loro partite, di analizzarle. Chiaramente stiamo parlando di giocatori amatoriali che intendono conoscere un po' di più sugli scacchi. Per giocatori professionisti sicuramente ci sono grandi maestri che possono dargli una mano. Bene, io spero ancora che il video ti sia piaciuto. Se sì, allora iscriviti al canale, lascia un like e lascia un commento qui sotto. Ci vediamo alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!